La direzione investigativa antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta congiunta del direttore della DIA e del procuratore della Repubblica di Agrigento, ha effettuato su disposizione del Tribunale della sezione prima penale delle misure di prevenzione di Palermo un sequestro di beni ai sensi della vigente normativa sulle misure di prevenzione in danno al patrimonio di un imprenditore agrigentino attivo in diversificati settori economici nel recente passato, leader della governance della società di gestione della rete idrica della provincia. L'imprenditore, nel tempo gravato da numerose vicende giudiziarie, nel mese di giugno del 2021 veniva tratto in arresto unitamente ad altri soggetti in esecuzione di un decreto di fermo indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di debiti contro la pubblica amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari e societari in materia ambientale e truffa ai danni dei privati. L'attività di indagine economico-finanziaria è stata espletata dagli investigatori della DIA attraverso l'analisi di scritture contabili, libri sociali, movimentazione di vari rapporti finanziari. Un copioso materiale documentale ha contribuito inoltre a ricostruire l'excursus che negli anni ha caratterizzato l'ascesa dell'imprenditore e la creazione di una vera e propria impresa illecita. L'attività è culminata nel provvedimento di sequestro che ha interessato 2 società, ivi compreso il capitale sociale intero compendio aziendale relativo con partecipazioni in altre 6 società, tra cui quella in precedenza gestiva il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. Ben 9 beni immobili, 26 beni immobili registrati, 38 rapporti finanziari. Il valore dei beni indicato è stato stimato dalla DIA in oltre 20 milioni di euro. Dottore Vella, emerge il consistente aspetto economico-finanziario dell'imprenditore Marco Campione e soprattutto il fatto che potesse continuare a delinquere. Quello che fino adesso ha accertato il Tribunale Misure di Prevenzione ed è un accertamento cautelare, quindi non definitivo allo Stato, è che l'imprenditore Marco Campione gestiva un'impresa illecita, finalizzata ad un arricchimento illecito e alla commissione di diversi reati, e ha disposto il sequestro attualmente di beni per circa, se non oltre, 20 milioni di euro tra beni aziendali, partecipazioni, mezzi a disposizione e anche liquidità. Trovati appunto anche contanti. Trovati anche contanti perché erano 2 aziende, queste colpite dal sequestro, che erano ancora attive sul mercato, quindi abbiamo trovato anche contante per più di 300.000 euro sui conti, e complessivamente non si può non sottolineare che è un sequestro di grande importo che colpisce una fetta dell'economia di questa provincia, ma colpisce anche aziende che si muovono e che hanno giocato un ruolo come player fondamentali anche in ambito regionale o nazionale, quasi sempre in esecuzioni di appalti di opere pubbliche, quindi player che avevano ancora la loro importanza, appartenenti ad un gruppo economico, il gruppo Campione, che probabilmente era il più importante della provincia di Agrigento e che giocava su determinati tavoli un ruolo importante anche in altri territori nazionali. Società che avevano quote di maggioranza da Girgenti Acque. Il centro degli accertamenti è la Girgenti Acque SPA, che oggi è stata dichiarata fallita, che è stato il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento e che ha riguardato tante cose, perché non è soltanto la gestione dell'acqua, la gestione della depurazione, ma le assunzioni clientelari, così come le definisce il Tribunale, per centinaia di soggetti, l'esecuzione di appalti, l'acquisto di beni e servizi da parte della Girgenti Acque, quindi con soldi dei cittadini agrigentini o con soldi pubblici, soldi che andavano, così come è stato dimostrato mettendo in fila i numeri, per la gran parte, per la maggior parte, alle sole società del gruppo Campione, spesso transitando da un'altra società, la Idor Tecnica SRL, voluta da Marco Campione, che è stata creata dentro Girgenti Acque e che probabilmente serviva soprattutto a questo, cioè a dragare soldi pubblici per farli transitare nelle casse
Imponente sequestro preventivo grazie agli uomini della DIA. Quello di oggi è un sequestro nell'alveo di una misura di prevenzione patrimoniale, quindi è un provvedimento che ha una sua natura cautelare rispetto a quello che sarà un vero e proprio processo di prevenzione che porterà eventualmente a una confisca del patrimonio che risulta essere, secondo appunto la normativa prevista nel codice antimafia, reimpiego di attività illecite. Solo in questo caso potrà essere considerato utile acquisirlo al patrimonio dello Stato attraverso la confisca. Le misure di prevenzione, specie quelle di natura patrimoniale, sono misure che fanno parte dell'architettura del sistema appunto previsto nel codice antimafia e colpiscono la cosiddetta pericolosità sociale, sia essa qualificata nel caso appunto dei mafiosi, sia non qualificata o cosiddetta generica come nel caso in esame. Ad ogni modo si tratta non di un actio in rem, ma si tratta di un vero e proprio procedimento che colpisce un soggetto sulla base di una prognosi di pericolosità sociale.